Al via i ristori da parte del comune di Ravanusa verso quelle attività che hanno subito delle limitazioni dovute alla pandemia. Ravanusa, ricordiamo, è stato dichiarato mercoledì scorso zona rossa per via del Covid-19 causato dall'alto numero di contagi. Oggi la notizia dinamata dal primo cittadino Carmelo D'Angelo, quella di dare al via delle provvidenze da parte del comune a chi è in difficoltà per via della pandemia. Il provvedimento fatto stamani dalla giunta presieduta dal primo cittadino, sul sito le prime informazioni e la modulistica per accedervi. La comunicazione di questa mattina veloce è che abbiamo appena terminato la giunta municipale con gli assessori, abbiamo deliberato come promesso le forme di ristoro per le attività produttive. È il primo provvedimento che approviamo in giunta, come abbiamo detto qualche giorno fa, la salute al primo posto, ma la vicinanza e l'attenzione dell'amministrazione è rivolta anche a quelle attività che hanno subito delle limitazioni o che addirittura hanno subito la chiusura con l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana. La salute è al primo posto, ma l'attenzione da parte nostra è massima anche per quelle persone che stanno subendo delle limitazioni anche e soprattutto dal punto di vista economico. Arriveranno sicuramente altre risorse nazionali e regionali per ristorare queste attività, ma con la Giunta abbiamo utilizzato delle risorse comunali per dare un primo segnale e già da oggi pomeriggio si potrà trovare online sia l'avviso sia il modello di domanda per poter partecipare ed avere questo ristoro da parte del Comune.